Una buona giornata, ben ritrovati in diretta, eccoci con la prima edizione di Antena 3 in questo 30 settembre, ultimo giorno di questo mese. Tanta cronaca oggi perché il Veneto registra l'ennesimo dramma, l'ennesima tragedia sul lavoro. È successo in una cava di Spresiano, siamo nel Trevigiano, dove un 48enne ha perso la vita venendo schiacciato in circostanze che ci racconterà tra pochissimo il nostro Christian Arboit, che è sul posto insieme a Renato Capoia. Torneremo poi da Venezia sul caso modenese. Abbiamo visto le immagini toccanti della fiaccolata da Pellestrina l'altra sera per chiedere giustizia per questo paziente. C'è un terzo indagato, un medico dell'ospedale civile di Venezia. E ancora ci collegheremo con i colleghi da Padova, ma anche da Cimagrappa, dove il nostro Lucio Zanato sta seguendo quello che è il pellegrinaggio dei fedeli a Papa Pio X, Papa Sarto. Sapete che ci stiamo avvicinando alla Peregrinatio Corporis del prossimo 7 di ottobre, quando il Papa di Riese, Pio X, che porta il suo nome, tornerà a casa proprio nella sua Riese. Allora ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia. Vediamo se riusciamo subito ad andare da Christian Arboit e Renato Capoia a Spresiano, dove alla cava Canzian questa mattina, durante delle operazioni a quanto pare di manutenzione di un mezzo per il trasporto di inerti, ha perso la vita questo 48enne di Arcade. A te Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in strada delle Fornaci a Spresiano. Siamo a pochi metri, a poche decine di metri dalla più nota Fassa a Bortolo. Questa è l'azienda Canzian, teatro dell'ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina verso le 9:30 quest'uomo di 48 anni, classe 1975, residente ad Arcade ma nato a Vittorio Veneto, ha perso la vita travolto di fatto da uno sportellone, dallo sportellone posteriore del camion sul quale stava effettuando a quanto pare un'ordinaria manutenzione. Quello che vedete, quest'uomo che vedete alle mie spalle, non vuole parlare, è uno dei colleghi. Pochi fa ci ha confermato che si tratta di un papà di famiglia. Quest'uomo appunto di Arcade è sposato, la moglie è stata avvisata poco fa ed è padre anche di due bambini. Chiaramente tutto è in evoluzione, sul posto c'è lo Spisal, ci sono i carabinieri e le indagini sono in corso, stanno arrivando anche diverse persone, immagino familiari, comunque una situazione abbastanza liquida. Vediamo se per caso riusciamo poi ad avvicinare quest'uomo, ma prima non aveva voglia di parlare. Prego se potete raggiungermi Gabriele Zanella e Stefano Mandelli. Gabriele Zanella lo conoscete tutti, è rappresentante di Unione Popolare ma è soprattutto referente, uno dei referenti dell'associazione per Mattia Battistetti, mentre Mandelli è segretario della Rifondazione Comunista qui a Treviso. Comincio da lei Zanella, l'ennesima tragedia sul luogo di lavoro. L'ennesima tragedia di una strage che non ha fine. Prima di tutto a nome dell'associazione e dopo aver sentito la famiglia, anche a nome della famiglia, le più sentite condoglianze alla famiglia della persona deceduta oggi. È una strage che non è più tollerabile. Siamo di fronte a una continua sequela di omicidi sul lavoro, in particolar modo in questo territorio, in particolar modo nelle attività afferenti al ciclo del cemento. Noi come associazione siamo impegnati in una lotta senza interruzione, ininterrotta da 2 anni, per rendere giustizia a Mattia, ma non solo, per far sì di fermare questa strage, per rendere giustizia a tutte le vittime
di questi omicidi sul lavoro. Allora diamo solo alcuni dati, Lina, dati di Vega Engineering di fine agosto. Per la marca trevigiana siamo ad un 100% in più di morti sul lavoro nel corso del 2023, un anno orribile. Soltanto 2 settimane fa, poco più, la tragedia di San Polo di Piave è costata la vita al 46enne di Bassano del Grappa, che tra l'altro è stato salutato per l'ultima volta martedì a Roma, città dove appunto città sua natale. Mandelli, la questione è sindacale, è giuslavoristica e anche politica. Sicuramente noi appena abbiamo avuto la notizia di questa tragedia siamo accorsi qua. Mi associo a quello già detto, un pensiero innanzitutto a chi ha perso la vita oggi sul posto di lavoro e ai suoi familiari. La seconda cosa che ci viene da dire è esprimere tutta la nostra rabbia e indignazione per quello che continua a succedere. Noi stiamo raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi e gravissime, che è una proposta di legge iniziativa popolare, e credo che sia proprio necessario che ci sia una mobilitazione anche popolare per questo. Io vi ringrazio. Tra l'altro appunto il 12 riparte anche il processo per Mattia Battistetti, ne abbiamo parlato anche ieri sera, continueremo a farlo. Grazie Gabriele Zanella, grazie a Stefano Mandelli della Rifondazione Comunista. Senta, siamo in diretta su Antenna 3, io so che lei conosceva la vittima, può dirci qualcosa se la sente? Niente, non posso dire niente, il nostro collega basta. Ecco, ovviamente Lina non insisto, capisci bene che la situazione è molto molto delicata, in evoluzione. È arrivato poco fa anche il carro funebre. Cosa significa? Significa che i rilievi sono stati effettuati, la situazione dal punto di vista delle indagini dello SPISAL, dei carabinieri, è stata in qualche modo cristallizzata. Forse nelle prossime ore ne capiremo un po' di più. Resta il fatto che i familiari sono stati avvisati da poco, quindi per il momento non ti possiamo dare ancora il nome per una questione di delicatezza, ne stiamo parlando anche con i colleghi delle altre testate. Allora, se avrò aggiornamenti, Lina, ti richiederò la linea con Renato Capoia. Per il momento da strada delle Fornaci a Spresiano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie di queste prime informazioni che ci hai dato da Spresiano. Naturalmente ci associamo anche noi alla vicinanza alla famiglia di questa ennesima, lo hai detto tu, vittima sul lavoro. E avete visto Gabriele Zanella, che è rappresentante dell'associazione per Mattia Battistetti. Mattia è il 23enne di Montebelluna che nell'aprile del 2021 è morto schiacciato in cantiere dal carico di una gru che si è staccato perché la corda si è spezzata, gli è caduto addosso. La famiglia, lo sapete, sono spesso anche ospiti delle nostre trasmissioni, stiamo seguendo l'iter giudiziario legato a quel terribile caso, sta cercando giustizia. Accennava poco fa il nostro Cristian alla data del 12 di ottobre, quando si tornerà in aula per il processo per la morte del giovane Mattia, 23 anni appena. E nel frattempo la famiglia ha subito un altro colpo al cuore, ci ha detto la mamma Monica Michelin, perché nel cimitero di Montebelluna, dove è sepolto il ragazzo, qualcuno ha pensato bene di rubare un'orchidea che i nonni avevano posto sulla tomba in occasione del compleanno del ragazzo. La persona che ha compiuto questo gesto è stata vista, è stata rintracciata dai carabinieri, la famiglia ha sporto denuncia e allora andiamo a sentire quello che è stato anche lo sfogo della mamma rispetto a questo episodio. Pupazzi, angioletti, fiori, piante in vaso, tra gli episodi di furto quelli nei cimiteri sono senza dubbio tra i più spregevoli, un fenomeno che non risparmia nessun contesto, dai capoluoghi ai piccoli centri, e di cui è rimasta vittima anche la famiglia di Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna morto sul lavoro nell'aprile del 2021. Purtroppo sì, è successo sabato 23 settembre, in occasione del compleanno di Mattia. I nonni avevano regalato una pianta di orchidea e era stata posizionata nella cappella gentilizia dove purtroppo giace Mattia.
Una signora ben nota del centro di Montebelluna, e sottolineo ben nota del centro di Montebelluna, ieri ha pensato bene di rubare la pianta e di portarsela a casa. Si tratta di una 71enne, di quella che Monica definisce la Montebelluna bene, che non l'ha però fatta franca. Io quando sono venuta a sapere, siamo riusciti a riconoscere questa persona grazie ad una signora, veramente un angelo, che me l'ha descritta. Abbiamo esposto denuncia e adesso vedremo come procede. Non è il valore di per sé della pianta, perché non è il valore economico della pianta, bensì il gesto ignobile che questa signora ha fatto. Grazie alla descrizione di una testimone che ha visto la donna uscire candidamente dalla cappella con l'orchidea in mano, la 71enne è stata dunque rintracciata dai militari dell'Arma di Montebelluna. In caserma si è trovata faccia a faccia con i battistetti. Il mio istinto sarebbe stato, come posso dire, un po' aggressivo. L'unica cosa, lei sorridendo mi ha detto: mi scuso. E così l'orchidea è stata riconsegnata direttamente in caserma e da lì riportata in cimitero. Un episodio che ha acuito nuovamente il dolore dei battistetti, che si preparano il 12 ottobre a tornare in aula a chiedere giustizia per il figlio. E chiunque avrà piacere potrà, anzi chiediamo che sia al nostro fianco. Ci troveremo come ogni udienza un po' prima, verso le 8:30 davanti al tribunale, per fare un sit-in tutti insieme. Così dunque questo caso che la mamma ha ben definito. Adesso andiamo alla cronaca giudiziaria, perché c'è un terzo indagato per il caso modenese. Do la linea subito alla nostra Ilaria Marchiori, che vedo in diretta, per tutti gli aggiornamenti su questo caso. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Come si sospettava, è stata iscritta una terza persona nel registro degli indagati per la morte di Bruno Modenese, il 45enne che lo scorso 16 settembre è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Da lì, dopo 3 giorni, ne è uscito morto. Nel registro degli indagati è stato iscritto un medico psichiatra, proprio lo stesso medico che l'ha accolto la sera in cui Modenese volontariamente aveva deciso di ricoverarsi, perché secondo quanto poi avevano raccontato i familiari aveva questi pensieri nella testa che gli stavano impedendo da giorni di dormire, e quindi aveva deciso, anche sul suggerimento proprio dei familiari, di farsi aiutare, ma così in realtà non è stato. Ricordiamo che per 2 giorni i familiari chiamavano, gli era stato detto che Bruno stava bene, e invece al terzo giorno, quando hanno voluto vederlo, in realtà la notizia che hanno ricevuto non era certo quella che si aspettavano, ovvero che Bruno era morto. Per lui non c'era più nulla da fare. La causa, gli hanno detto, un'emorragia cerebrale. Ecco, loro poi si sono insospettiti perché gli avevano trovato il volto tumefatto, il naso rotto, uno zigomo rotto, del sangue sul volto. Proprio per questo hanno deciso di procedere, per fare chiarezza, per far luce sulla morte di Bruno, che è un ex pescatore che tutti definiscono una persona molto buona, una persona affabile. La stessa isola di Pellestrina ha dato la sua solidarietà, organizzando anche una fiaccolata proprio per Bruno, a cui tutti volevano un gran bene. L'accusa, lo ricordiamo, della procura, nel registro degli indagati 2 infermieri, oltre al terzo, il medico di cui stiamo parlando, è di omicidio preterintenzionale, un'accusa che presuppone un uso consapevole della violenza, probabilmente per tenerlo fermo in un momento di agitazione ne avrebbero usata fin troppa. Ma non è l'unico sospetto, perché potrebbe trattarsi anche di una terapia sbagliata, dei farmaci sbagliati che potrebbero aver portato alla morte di Modenese. Questo ovviamente lo chiarirà solamente l'autopsia, che è stata disposta e che sarà eseguita il prossimo 5 ottobre. Quindi dopo l'autopsia si potranno avere informazioni
informazioni certe, si potrà sapere davvero che cosa abbia ucciso Bruno Modenese. Intanto sentiamo invece come è stata accolta dai legali della famiglia modenese e quindi di riflesso anche dalla famiglia stessa l'iscrizione nel registro degli indagati di questa terza persona. Lo sentiamo dalle parole dell'avvocato di uno degli avvocati della famiglia, Augusto Palese. Con questo io restituisco anche la linea allo studio. Il fatto che ci sia un terzo indagato in questa vicenda, che è un medico psichiatra dell'ospedale civile di Venezia, sta a significare che la procura veneziana intende eseguire un'indagine a tutto tondo, a 360 gradi, per scoprire la verità e a fini di giustizia come normalmente dovrebbe essere. I prossimi congiunti del povero Bruno Modenese hanno accolto positivamente questa notizia, i loro difensori e quindi il sottoscritto, unitamente all'avvocato Alberini, all'avvocato De Biasi e all'avvocato Vianello, hanno cercato di spiegare loro che bisognerà comunque attendere i risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili in corso, a garanzia di tutti i soggetti che sono coinvolti in questo procedimento e quindi a garanzia anche degli indagati e dei prossimi congiunti che potranno nominare propri consulenti in ottemperanza al principio del contraddittorio e in ottemperanza a quel garantismo che per fortuna esiste nel nostro Paese. Così dunque l'avvocato, lo avete sentito, seguiremo naturalmente come procederà questa vicenda naturalmente dolorosa per la famiglia innanzitutto e complessa anche per il comparto sanitario. Noi andiamo adesso su un altro fronte purtroppo che rileva continui decessi, quello delle strade, degli incidenti stradali e c'è la notizia della data e dell'ora dei funerali delle due vittime del terribile incidente in A13 degli scorsi giorni. Saranno celebrati martedì nel santuario della Beata Vergine della Salute di Monte Ortone i funerali di Maria Grazia Forgetta e della figlioletta Gioia, 39 anni la mamma, 5 la bambina, decedute nel terribile incidente di mercoledì appunto in A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Lunedì sera alle 20:30 ci sarà la recita del Rosario. Michele Petriccione, padre della piccola, marito di Maria Grazia, unico superstite della tragedia, ha deciso di organizzare i funerali a Monte Ortone nella parrocchia dove la figlia fino allo scorso giugno aveva frequentato la scuola materna. E ora un'altra vicenda davvero dolorosissima e tragica, la morte dopo 5 giorni di agonia del giovane Giovanni Marino, 22 anni, ferito gravemente nell'incidente di domenica scorsa in Treviso Mare. Siamo nella zona tra Roncade e Meolo, quindi ai confini tra la provincia di Treviso e la provincia di Venezia. Con la moto Giovanni era rimasto coinvolto nello schianto che ha visto coinvolte altre due vetture. I conducenti non si sono fatti granché, il ragazzo aveva riportato purtroppo un trauma alla testa molto grave. Ieri sono stati spenti i macchinari che lo tenevano, che facevano ancora battere il cuore di Giovanni. Aveva da poco coronato il sogno di entrare alla facoltà di medicina, ora salverà delle vite donando gli organi. La speranza alla fine si è spenta. Dopo 5 giorni di agonia è morto il giovane di appena 22 anni di Silea, ferito domenica sera nell'ennesimo drammatico incidente lungo la Treviso Mare tra Roncade e Meolo. Giovanni Marino, questo è il nome del ragazzo, era in sella alla sua Yamaha quando è avvenuto lo schianto che ha coinvolto, oltre alla moto, anche 2 auto, una delle quali al termine della carambola è finita fuori strada nel fossato. Le condizioni del giovanissimo centauro erano apparse subito gravissime. Trasportato all'ospedale Cafoncello è rimasto ricoverato in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. Traumi multipli sul corpo, ma soprattutto i danni riportati a livello neurologico gli sono stati fatali. Alla fine Giovanni si è spento in un estremo
atto di generosità, la famiglia ha consentito all'espianto degli organi. La procura dovrà ora aprire un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Rimane lo strazio di Davide e Maria Grazia, i genitori di Giovanni, già studente al Max Planck di Lancenigo, iscritto a scienze infermieristiche col fortissimo desiderio di intraprendere la facoltà di medicina. Era appena riuscito a passare il test d'ingresso. La mamma, d'altro canto, è caposala all'ospedale di Oderzo. Il 22enne, attivo in parrocchia, dove era anche animatore, lascia un fratello e una sorella, entrambi più piccoli, e un'intera comunità, quella di Silea, attonita. Commossa la sindaca Rossella Cendron, che conosce bene la famiglia. È una tragedia immensa quella che vive oggi la comunità di Silea, così vicina in questi giorni alla famiglia di Giovanni. Davvero è come se fosse il figlio di tutti noi. Se ne va in un modo doloroso, ma con una grandissima dignità, perché oggi Giovanni ha scelto di donare i suoi organi. Spero che la vicinanza e l'affetto che in questi giorni la comunità di Silea ha mostrato verso la famiglia di Giovanni e verso Giovanni stesso aiuti almeno a portare insieme il dolore che necessariamente viviamo. Così la sindaca di Silea, l'avete sentito su questa ennesima tragedia della strada. Giovanni è l'ennesima vittima, sono oltre 40 solo nella provincia di Treviso da gennaio a oggi. E poi c'è stato un incidente stradale invece questa mattina nel Vicentino, a Costa Bissara, poco dopo l'alba. 2 le auto coinvolte e si è registrato un ferito. Costa Bissara, un pauroso incidente tra 2 auto questa mattina poco prima delle 5. Il bilancio è di un solo ferito, ma poteva essere più grave vista la dinamica del sinistro. È accaduto lungo il rettilineo della nuova tangenziale, la SP46, che si collega a Vicenza. Una Subaru Forester e una Volkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi. 3 le persone a bordo delle vetture che dopo lo scontro sono carambolate sull'asfalto. La Subaru è finita capovolta e il suo conducente è stato portato al pronto soccorso dal personale sanitario del SUEM prontamente intervenuto. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa fino alle 7 per permettere i soccorsi, coadiuvati anche da alcune volanti della Polizia di Stato. Ora apriamo invece una finestra sul tema di alluvioni e sicurezza idrogeologica, perché a Padova questa mattina si è aperto il convegno dell'Osservatorio dei cittadini sulle piene, alla presenza anche del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Ci racconta tutto in diretta, ecco la vedo, la nostra Valentina Visentin che si trova con Francesco Ratai. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. In un territorio, quello padovano, che nel 2010 aveva vissuto l'alluvione con l'esondazione del Bacchiglione, questa mattina si è aperto l'Osservatorio dei cittadini sulle piene, uno strumento che vuole dare consapevolezza ai cittadini e soprattutto aiutare le autorità a comunicare in modo più efficace ed efficiente i probabili rischi idraulici di un territorio. È stata anche l'occasione per fare il punto sulle opere messe a punto dalla Regione in questi anni, a partire dal 2010, quando appunto ci fu la pesante alluvione che interessò moltissimo per molti comuni del Padovano, e anche la città stessa che venne messa in salvo, ma che riportò notevoli danni. Quindi comunicare ai cittadini con le tecnologie. Il rischio zero non esiste, a dirlo è stato il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che è arrivato in città proprio per partecipare a questo convegno. Abbiamo raccolto le sue dichiarazioni insieme a quelle dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccini e al sindaco di Padova Sergio Giordani. Sentiamo cosa hanno detto e poi restituisco la linea allo studio. Il rischio zero non esiste, come si sa, ma in ogni caso nel passato c'era la possibilità di predisporre una previsione del rischio che ci consentiva una organizzazione più razionale. Oggi
Oggi la prevenzione non esiste, lo dico con grande senso di responsabilità, siamo un popolo, noi italiani, assolutamente refrattario rispetto alla prevenzione. Ci piace più ricostruire che costruire, ci piace più intervenire dopo il danno che mitigarne gli effetti intervenendo prima. Serve un nuovo piano nazionale per mitigare il rischio alluvioni, ma se il piano non è accompagnato da una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, ogni sforzo che arriva dal centro rischia di apparire vano, inutile, superfluo. Ma guardi, oggi parliamo di uno strumento innovativo che è l'Osservatorio dei cittadini, che è uno strumento da un lato inclusivo perché coinvolge anche il cittadino, è uno strumento che viene messo a disposizione aggiuntivamente alle autorità di protezione civile, il sindaco che è autorità locale e il presidente di regione. Quindi è uno strumento assolutamente innovativo che fa parte della prevenzione non strutturale. La protezione civile si occupa di previsione, prevenzione, di gestione dell'emergenza e post-emergenza. Per quanto riguarda la prevenzione strutturale, la Regione è in campo anche su questo fronte, basti pensare che abbiamo attuato un piano già da parecchi anni che prevede 3,2 miliardi di euro di opere, di questi ne abbiamo già realizzate più della metà e tra di essi ci sono consolidamenti arginali, briglie, insomma tutta una serie di opere, fra cui anche 24 bacini di laminazione. Ricordo che 9 bacini di laminazione, alcuni già realizzati, alcuni in corso di realizzazione, riguardano anche la città di Padova. Giornata importante perché protezione civile, vigili del fuoco sono attrezzati e sanno cosa devono fare. È importante che capisca anche la gente, la popolazione, cosa deve fare in caso di emergenza. Stiamo facendo un piano molto importante con il bacino alpi orientali, proprio perché siano consapevoli che quando c'è un sottopasso allagato, un torrente in piena, non è bello farsi i selfie e farlo girare in diretta, questo è importante stare attenti. Questo dunque è il messaggio che arriva da Padova. Ringrazio Valentina Visentin e Francesco Ratai per questo collegamento e questi contributi sul tema della tutela idrogeologica. Noi torniamo alla cronaca adesso con l'esplosione nella notte della colonnina del distributore di benzina lungo la Monselice Mare. Poco dopo le 3 del mattino ignoti hanno posizionato una carica di esplosivo vicino alla colonnina dove si paga per il self-service al distributore Maior. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Conselve. L'esplosione non ha fortunatamente causato un incendio, si tratta però del secondo assalto nel giro di pochissimi giorni. L'ultimo risale al 25 settembre in quel di Piove di Sacco. In quel caso i malviventi erano riusciti effettivamente a portar via qualche migliaio di euro, quindi i bancomat tornano purtroppo nel mirino della criminalità. E invece è finito nella rete delle forze dell'ordine lo scippatore seriale che stava davvero diventando l'incubo delle anziane in bicicletta, in passeggiata in quel di Conegliano, siamo nel Trevigiano. Un uomo, un 48enne su ordine di custodia è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Conegliano su disposizione appunto del giudice perché ritenuto irresponsabile di questi colpi ai danni naturalmente della popolazione più a rischio, più inerme. Ci dice tutto il maggiore Fabio Di Rezze, che è il comandante della compagnia dei carabinieri di Conegliano, nell'intervista che ha raccolto poco fa il nostro Cristian Arboito con Renato Capoia. Maggiore nuova operazione a Conegliano, in questo caso parliamo di uno scippatore seriale. Sì, grazie alle nostre attività di indagine dirette dalla Procura di Treviso siamo riusciti a dare esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane cittadino italiano dedito appunto agli scippi nei confronti delle anziane signore. Ecco, perché questa era la sua, chiamiamola tra virgolette, specializzazione, scippare le signore più anziane e quindi quelle più vulnerabili. Esattamente, sceglieva con cura le proprie vittime proprio tra le signore anziane che andavano in bicicletta e che, come normalmente fanno tutte le signore, pongono nel cestino davanti la loro borsetta. Una volta selezionate le avvicinava e o le strattonava per prendere la borsetta oppure con destrezza prelevava la borsetta appunto dal cestino.
Ci sono stati 3 episodi in rapida successione, il 9 settembre, l'11 settembre e il 13 settembre, quindi anche da parte vostra è stata un'operazione molto rapida. Come siete intervenuti? Siamo intervenuti celermente perché al momento stesso in cui ci siamo accorti dell'aumentare della frequenza di questi episodi abbiamo aumentato le pattuglie sul territorio, abbiamo iniziato a monitorare le telecamere del comune di Conegliano e al primo allarme in uno degli ultimi 2 episodi siamo intervenuti nell'immediatezza, individuando ed identificando il responsabile. Quindi poi avete incrociato le testimonianze con le immagini della videosorveglianza? Assolutamente sì, sono state fondamentali le testimonianze delle persone offese dal reato, le telecamere del comune di Conegliano e la conoscenza del territorio e delle persone che frequentano il territorio dei miei carabinieri della stazione di Conegliano. Spesso Conegliano è al centro di episodi di questo tipo, voi state monitorando, le pattuglie sul territorio ci sono state potenziate? Le pattuglie ci sono sempre state, ovviamente qualora dovessero accadere fatti di questo genere tendiamo ad aumentarne la presenza, quello sì, ma sicuramente la città di Conegliano è ben presidiata. Ecco, Maggior Direzze, ultima battuta, un consiglio proprio anche a questi anziani, a queste signore che fanno la spesa, insomma consigli di buon senso. No, fare sempre attenzione e utilizzare appunto il buon senso, magari la borsetta teniamola a tracolla oppure utilizziamo un portafoglio messo dentro le tasche dei vestiti, che è la cosa più sicura in questo momento. Questi consigli dei carabinieri che comunque hanno ottenuto questo risultato, lo avete sentito. Allora torniamo all'aria aperta a Cima Grappa, dove vedo collegato il nostro Lucio Zanato con un folto gruppo, tra cui vedo, mi pare, il sindaco di Riese Matteo Guidolin, perché ci sono i pellegrini che stanno tornando sulle orme di Papa Sarto a Cima Grappa, vero Lucio? Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prima cosa che voglio dirvi è che è il primo collegamento che facciamo con gli zaini da Cima Grappa. Finalmente c'è la copertura telefonica e di conseguenza finalmente possiamo collegarci in diretta. Prima facevamo molti altri, potremmo dire, salti mortali tecnologici, però questo è già un primo bel segnale per la copertura telefonica di quest'area, da sempre richiesta dalle persone che vivono qui. Detto questo, sono con il sindaco, ma sono anche con i cittadini, sono anche con Don Daniele, insomma con tutta la, diciamo così, la pattuglia che ha riaperto una sorta di strada, anzi la via che Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, fece per arrivare alla Madonnina del Grappa. Sindaco, ci vuole raccontare un po' questa parte storica, visto che poi lei è il promotore di questo ritorno? Sì, questo è uno degli eventi che apre, diciamo, il calendario di eventi che porteranno al sabato prossimo all'arrivo dell'urna di Pio X a Riese Pio X. Abbiamo voluto ripercorrere questo famoso episodio della storia di Pio X da patriarca di Venezia come patriarca Sarto. Salì a benedire il sacello della Madonna qui in Cima Grappa la notte tra il 3 e il 4 agosto del 1901 a dorso di mulo, e la sella che lui usò è ancora nel nostro museo, uno dei pezzi un po' più curiosi che abbiamo, e abbiamo voluto ripercorrere i suoi passi in questo piccolo pellegrinaggio, quindi accompagnati anche da Don Daniele. Ecco appunto, Don Daniele, la valenza religiosa, la valenza di fede di questo pellegrinaggio, dove si tocca la natura, si tocca la fatica, ci si avvicina un po' più al cielo. Beh, la natura, la salita al monte ci permette sempre di avvicinare l'animo a Dio, e noi oggi nella nostra semplicità abbiamo tentato di fare proprio questo. Siamo partiti con un affidamento a Maria, siamo arrivati al Sacrario, alla Madonnina, lì abbiamo affidato tutte le famiglie, e anche questa settimana speciale dove accoglieremo il corpo di Papa Pio X a Riese. E abbiamo invocato la benedizione del Signore su di tutti, e in grande amicizia e compagnia continuiamo questa esperienza. Ecco, poi abbiamo invece la supervisione del CAI, perché sono loro che hanno, come dire, fatto da controllo. Sono il suo cognome? Sono Paolo Baldassa, il presidente del CAI di Castelfranco. Ecco, la valenza, diciamo, tecnica, una strada per tutti o non per tutti? Ma il sentiero è tutto relativo, la montagna è abbastanza relativa. Per noi è un sentiero abbastanza fattibile, voglio dire, tant'è che abbiamo condotto 42
persone, voglio dire, che non sono certamente degli escursionisti provetti, però se la sono cavata benissimo. Abbiamo appunto pensato a un percorso fattibile da Campo Croce, da dove c'è il sacello del Papa Pio X, per raggiungere appunto la Cima Grappa. Ma è vero che si è messo in macchina 7-8 paia di scarponi, perché c'è sempre quello che arriva con le ciabattine? Certamente sì, avevo 7-8 paia di scarponi, perché magari c'è gente che arriva appunto con le ciabattine o con i sandali. Fortunatamente erano tutti quanti ben attrezzati, quindi mi fa piacere di aver condotto questa escursione. E, tra l'altro, nell'ambito di queste iniziative dovevamo trovare qualcosa che unisse le nostre passioni, la passione per la montagna con l'evento del Papa Pio X, e abbiamo trovato in comune, diciamo, questo sentiero, abbiamo ripercorso volentieri insieme. Quindi è possibile magari riproporlo anche ai non professionisti o comunque a chi vuole fare un'escursione un po' tecnica ma non impegnativissima? Sì, direi di sì, che è percorribile. Qui il Grappa per noi è la nostra casa, sotto qui abbiamo il sentiero 109 che è del CAI di Castelfranco, lo percorriamo più volte all'anno, facciamo anche la manutenzione, e quel sentiero che abbiamo fatto, il 100, diciamo, visto da dove anche siamo partiti, è un percorso che è fattibile, voglio dire anche consigliabile a chi vuol vedere anche un bel panorama come quello che si può vedere oggi. Ecco, per ultimo, Sindaco, una nuova idea, forse un'esperienza da riproporre anche in futuro? Beh sì, tra l'altro il prossimo anno saranno i 100 anni del CAI di Castelfranco, per cui sarà un anno particolare anche per loro, quindi anche riproporlo, ho visto che anche la partecipazione ma anche la bellezza della giornata, siamo stati super fortunati, credo possa essere una tradizione da ripetere anche in futuro. Grazie, io restituisco la linea allo studio, ricordo questa sera il servizio naturalmente sul telegiornale. Grazie Lucio, bravissimo, grazie a tutti i tuoi ospiti, buona camminata, immagini veramente bellissime quelle che arrivano da Cima Grappa, al di là naturalmente di quella che è la devozione a Papa Sarto. Davvero abbiamo visto immagini di un territorio magnifico in questa giornata ancora estiva, pur essendo il 30 di settembre. Noi, lo sapete, intervalliamo le notizie più gradevoli come questa, le immagini più belle, a notizie di cronaca. Allora andiamo a Padova perché torniamo sul caso del primario picchiato senza un apparente motivo. 2 ventenni vanno verso il processo. Andranno a processo i 2 ventenni accusati di aver pestato di botte. Il 15 ottobre dello scorso anno il direttore della clinica ginecologica e ostetricia di Padova, il professor Roberto Tozzi. Il medico, 52enne, era stato aggredito per un'incomprensione stradale. Lui era alla guida di un monopattino e stava andando a prendere la figlia. I 2 ragazzi di 24 e 22 anni che andranno a processo invece erano in auto e stavano tornando dopo una festa. Alla rotonda di via Trieste è iniziata l'aggressione da parte di 2 giovani che hanno sbarrato la strada al medico. Il 24enne di origine bosniaca, dopo essere sceso dalla macchina, ha pestato il professore. Ora è accusato di lesioni volontarie aggravate da futili motivi e di omissione di soccorso. Il 22enne, che era accanto a lui, residente a Noventa Padovana, invece è accusato di omissione di soccorso e favoreggiamento. Il medico ha subito frattura allo zigomo e cicatrici permanenti. Questa dunque la vicenda che ci ha riassunto sempre la nostra Valentina Visentina. Allora, abbiamo visto poco fa il sindaco di Riese, Matteo Guidolin, scalare Cima Grappa. Adesso andiamo a San Zenone degli Ezzelini, quindi non ci spostiamo di moltissimo. Con un'altra fascia tricolore vediamo quella del sindaco Fabio Marini insieme alla nostra Vanessa Banzato, che è sul posto con Francesca Pezzo, perché il comune di San Zenone, vero Vanessa, ha ottenuto una vittoria significativa voluta con grande tenacia. Quale? Bene, insomma Lina, ciao a te e una buona giornata a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Una grande vittoria che il Comune ha ottenuto sulla Regione del Veneto, tra l'altro un caso in assoluto che appunto è accaduto nella nostra regione, se non addirittura in tutta Italia, un caso rarissimo, ha portato all'apertura del cantiere per la realizzazione di questa importante rotatoria, un'opera compensativa attesa da tanti anni, come ci spiegherà il sindaco Fabio Marini,
che è qui con me, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, attesa da tanti anni, ma come dire, chi la dura la vince e ce l'hanno davvero fatta. Sindaco, oggi è una giornata importante per voi. Sì, la definirei proprio una giornata storica quella di oggi, perché dopo tantissimi anni, perché pensate che si era partiti nel 2007 ancora per quanto riguarda questa rotatoria, ma se ne parlava da tantissimi anni prima. Si era partiti nel 2007 perché è stato fatto appunto da parte del comune un ricorso al TAR per il fatto che la superstrada pedemontana veneta doveva passare per San Zenone, non più come era previsto in altri progetti precedenti. Da lì è iniziato tutto, insomma, un iter il quale ha portato all'approvazione di un accordo di programma tra la Regione, il Comune, Veneto Strade, la provincia di Treviso e Superstrada Pedemontana Veneta per delle opere compensative. In queste opere compensative doveva appunto esserci anche la rotatoria che oggi abbiamo inaugurato col suo inizio dei lavori, doveva esserci tutta la riqualificazione del centro di San Zenone, ma purtroppo le cose si sono un po' inceppate negli anni. Diciamo che la Regione non ha rispettato quelli che erano gli accordi e allora i sindaci precedenti avevano portato avanti, ma si sentivano sempre dire che non c'erano soldi, non c'erano risorse oppure che l'accordo non era valido. Allora abbiamo deciso di farsi valere dopo non essere stati ascoltati. Abbiamo mandato prima una diffida, poi abbiamo fatto il ricorso al TAR e l'abbiamo vinto. La Regione si è rivolta a sua volta in Consiglio di Stato, ma ha perso, e quindi abbiamo vinto di nuovo noi in Consiglio di Stato, e quindi abbiamo ottenuto che la Regione convocasse questa conferenza dei servizi che ha già convocato e già abbiamo chiuso per l'approvazione dell'iter procedurale delle linee guida di quella che è la realizzazione di quest'opera fondamentale per il nostro territorio. Fondamentale per il territorio, dopo anche tra l'altro l'apertura della pedemontana veneta. Esatto, perché è tutto connesso. Qui abbiamo un incrocio davvero pericoloso, un incrocio nel quale è necessario intervenire, ed è sempre stato necessario intervenire perché anche gli incidenti che avvengono qui sono davvero tanti purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza il nostro centro. Da oggi si parte per metterlo in sicurezza e per realizzare anche per abbellire quello che è il nostro territorio. Ecco, si dice che è stata un po' la vittoria di Davide contro Golia. Si dice questo perché in effetti, insomma, io devo dirlo che ho provato in tutti i modi a convincere la Regione a fermarsi, però così non è stato, e allora siamo andati appunto con le vie legali e abbiamo vinto. Ci è voluto un po' di coraggio, lasciatemelo dire, perché logicamente nel momento in cui vai contro a quello che è l'ente regionale non si sa mai come va a finire, però insomma le carte le avevamo lette ed è andata, fortunatamente per noi, è andata davvero a finire bene. Adesso avrò l'incontro il 5 di ottobre con la vicepresidente De Berti, nel quale mi auguro ci sarà davvero, si torni a quella che deve essere la collaborazione tra enti, una collaborazione dove ci sia il dialogo, dove ci sia il rispetto e dove si programmi davvero le opere di cui si ha bisogno. Di quanto sarà l'intervento della Regione, l'importo della Regione? Per questo primo intervento è di 490.000 euro, grazie a un contributo che abbiamo ricevuto, un bando che era uscito, abbiamo appunto partecipato, e attualmente metterà 490.000 euro. Ci saranno risorse proprie del Comune per 210.000 euro, e poi abbiamo anche l'intervento di ATS che ne approfitterà appunto per rifare quelli che sono i sottoservizi, che andrà a colmare questa somma e che si aggira intorno in totale ai 900.000 euro. Lunedì parte il cantiere. Tempi? Sì, 210 giorni ci sono per la realizzazione di questa prima parte. Logico che saranno 210 giorni impegnativi, perché con il traffico sarà da gestire, ma sarà anche da non fermare mai, perché è davvero un'arteria importante questa per il nostro territorio. E so che insomma la ditta e i tecnici che sono già al lavoro hanno già predisposto quelle che possono essere le vie e anche i momenti in cui si deve deviare obbligatoriamente il traffico, e tutto insomma spero davvero fili liscio, perché è un'opera importante ma anche impegnativa per quanto riguarda la realizzazione e per l'importanza di traffico che passa qui nel nostro territorio. Bene, allora io ringrazio il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Però Lina, ti dico una cosa, tu prima parlavi del sindaco di Riese, Guidolin, che è salito fino in cima a Grappa. Questa sera vedrete il sindaco di San Zenone, Fabio Marin, che durante l'inaugurazione è salito proprio su questa ruspa, e chiedo a Francesca se può inquadrare proprio quel come si chiama? Colpo di benna si chiama? Colpo di benna là, sì, colpo di benna, no? che il sindaco ha dato per proprio inaugurare in maniera originale questa opera, che partirà proprio lunedì. Ti ricedo la linea. Lina. Grazie Vanessa, grazie Francesca Pezzo, grazie al sindaco Marin, che con questo colpo di benna evidentemente si è tolto davvero una soddisfazione dopo questo lungo percorso. Noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, torneremo a Spresiano da Cristian Arboit, che sta seguendo il caso purtroppo dell'ennesima morte sul lavoro, e intanto facciamo accomodare il nostro primo ospite.
Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3. Saluto e ringrazio Valerio Nadal, presidente di Condifesa di Treviso, buongiorno, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno. Ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Presidente di Condifesa ma anche produttore, quindi dentro al settore vitivinicolo che è protagonista in questi giorni naturalmente di vendemmia, purtroppo anche interessato da casi di cui parleremo tra poco, poco piacevoli di lavoro nero scoperto dalla Guardia di Finanza, ma anche dei veri e propri dormitori per quelli che sono lavoratori che finiscono poi nelle campagne, nelle vigne, ma ne parleremo tra pochissimo. Abbiamo purtroppo una tragedia sul lavoro in altro contesto questa mattina. Vedo il nostro Christian Arboit nuovamente collegato in diretta insieme a Renato Capoia, spero mi senta, lì dalla Cava Canzian a Spresiano, dove questa mattina purtroppo un uomo di 48 anni ha perso la vita venendo schiacciato mentre eseguiva delle manutenzioni a un mezzo per il trasporto degli inerti della ghiaia. Christian. Sì, Lina, ci sono degli aggiornamenti, ti posso dare il nome, abbiamo parlato con alcuni parenti e colleghi di lavoro. Si tratta di Andrea Toffoli, un uomo di 48 anni che risiedeva ad Arcade con la famiglia, la moglie e le due figlie. Poco fa appunto abbiamo parlato, fatto qualche frase, puoi immaginare il clima con il cognato Fortunato Bettiol, ovviamente senza parole, ci dice che era una persona estremamente energica, positiva, ma soprattutto un uomo esperto, un uomo che conosceva bene il proprio lavoro, e quindi una tragedia inspiegabile. Non ci spieghiamo come cosa sia potuto accadere, dice il cognato, più o meno la stessa frase utilizzata dal collega, lo sentirete questa sera, dal collega Iaia, un ragazzo di colore che ha detto: io sono arrivato qui e lui mi ha insegnato il lavoro, era molto esperto e per questo lo ringrazierò sempre. Quindi c'è sconcerto, c'è dolore, come ovvio e naturale che sia, sono anche attimi particolarmente concitati, stanno arrivando delle persone, stiamo anche capendo di chi si tratti con i colleghi, se familiari, se altro, insomma. Allora, i carabinieri sono andati via poco fa, non so se è rimasta una pattuglia, di certo poco dopo il primo collegamento Lina è uscito il carro funebre, segno che la scena è stata cristallizzata, la dinamica è stata cristallizzata, quindi questo portellone che di fatto lo ha travolto. Parliamo di portelloni massicci, non so Renato se possiamo inquadrare quel camion, parliamo di portelloni pesantissimi, quindi puoi immaginare che se travolgono una persona possono avere degli effetti letali, come è avvenuto per l'appunto questa mattina. Infatti non c'era nulla da fare per l'uomo quando sono arrivati i sanitari, è praticamente morto, deceduto sul colpo. Allora Lina, come vedi la situazione è molto liquida, è molto in evoluzione. Quello che ti posso dire e ribadire che il titolare, che è passato di fatto poco prima che entrassimo in collegamento, non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione, ci ha detto faranno i carabinieri. È rimasto sul posto Gabriele Zanella, che per conto dell'Associazione per Mattia Battistetti sta seguendo un po' l'evoluzione di questa vicenda, di questo ennesimo caso. Insomma Zanella, c'è poco da dire. Ma rinnovo innanzitutto a nome della famiglia e dell'associazione le condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Andrea Toffoli, e siamo di fronte ad una strage che non si interrompe, che anzi vede un continuo peggioramento nelle condizioni e nel rischio della vita e nella morte per i lavoratori. Non ci sono, a nostro parere, ovviamente nel fatto specifico attendiamo come tutti i cittadini le indagini e le verifiche, però in termini generali, e la nostra è anche una lotta per la giustizia. Buongiorno, salve, possiamo chiederle per Antenna 3 se ci... Grazie. Ecco, come vedi stanno arrivando titolari, dipendenti, è tutto mobile. Scusi Zanella, comunque lei stava di fatto
Nella nostra lotta che stiamo conducendo come Associazione in Memoria di Mattia in termini generali ci troviamo di fronte ad una strage che non ha risposte da parte delle istituzioni, non ci sono i necessari controlli, le necessarie sanzioni, i deterrenti, le pene che servono di fronte a fatti di questo tipo. Grazie Zanella, allora come ormai siamo in diretta e quindi la diretta implica anche questo, Lina, tu lo sai bene, ecco, quello è un collega, un titolare, non l'abbiamo capito, però appunto non ha voluto rilasciare dichiarazioni nemmeno ai colleghi, altri invece ci hanno parlato e ripeto, ci hanno descritto un uomo estremamente esperto, quindi una tragedia davvero inspiegabile, citando anche il cognato fortunato, lo ripeto, Andrea Toffoli, lascia una moglie e 2 figlie. Per il momento è tutto, Lina, con Renato Capoia da Strada delle Fornaci qui a Spresiano ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie anche dei tentativi che stai facendo, non è semplice, io lo ricordo sempre, neppure per noi che facciamo questo mestiere, andare a intercettare quelle che sono le situazioni, le notizie, le informazioni nei posti in cui capitano fatti così gravi, ma il dovere dell'informazione anche per ricordare quanto importante è fare attenzione, e l'attenzione, Valerio, non basta mai, vero? Sul posto di lavoro, voi che lavorate, qui parliamo di una cava, è un contesto completamente diverso e qui farà il suo percorso anche a livello giudiziario, quel che sarà, ma anche nelle campagne, nei vigneti noi sappiamo che non è facile, poi un territorio come il nostro che ha anche le colline, le nostre rive eroiche, succede purtroppo sempre un qualcosa, magari anche da parte di persone estremamente esperte. E poi c'è il tema delle cantine, perché abbiamo visto quello che è successo a San Polo 15 giorni fa. Voi lavorate tanto su questo tema, ma non è mai abbastanza, purtroppo. Diciamo che quando c'è una tragedia c'è anche poco da dire, se non cercare comunque in questo momento, ecco, di unirci a quella famiglia che purtroppo sta soffrendo. Ecco, mi viene in mente la moglie e i 2 figli che ha colpito questa famiglia questa mattina, ecco, con questa persona di 48 anni. Chiaramente quando succede questo ci uniamo tutti nel dolore e ci chiediamo anche spiegazioni a tal proposito. Il nostro mondo agricolo, l'imprenditore, lo diciamo sempre, il primo investimento non è atto alla meccanizzazione come tale, ma è atto a sostenere proprio la salute, la sicurezza. Dopo, quante volte stiamo attenti e quante volte purtroppo succede l'imprevisto, e quando succede l'imprevisto ci chiediamo il perché, la prevenzione e quanto altro. Ecco, io dico il mondo agricolo su questo investe parecchio per cercare comunque di creare la sostenibilità su ciò che produce, ma soprattutto di creare la sicurezza su chi opera, anche in quei territori come lei giustamente parlava di viticoltura eroica, dove oggi stanno vendemmiando, perché in pianura la vendemmia è già terminata, però in collina stanno vendemmiando, e io so che con quanta passione, con quanto sacrificio, con quanto impegno questi imprenditori cercano comunque di portare a casa i loro prodotti, ma cercando soprattutto di non creare, di tutelare l'incolumità delle persone umane, insomma. Certo, perché poi in pianura magari è più meccanizzata, no? Anche la vendemmia, invece in collina bisogna un pochino metterci le mani dell'uomo, insomma. Stiamo vedendo immagini della vendemmia. Allora, prima di andare a altri temi che si sono palesati in questi giorni, Nadal, come sta andando questa vendemmia? Allora lei dice in pianura è già finita, in collina si sta vendemmiando, c'è un sole estivo peraltro, per cui è una stagione un po' particolare. Quest'anno è una stagione particolare, i problemi li abbiamo dovuto affrontarli un po' tutti. Ecco, abbiamo iniziato in primavera, era il problema della siccità, perché a maggio e inizi di giugno sembrava una tragedia, e come fare così durante l'estate se invasi erano il 50%. Dopodiché a fine giugno, luglio, diciamo mese, ci ha inondato di acqua,
e l'acqua sappiamo che può creare problema quando manca, ma anche quando è in eccesso, perché questa è la realtà. Gli agricoltori hanno dovuto comunque impegnarsi notevolmente sia col lavoro e sia anche economicamente nei trattamenti per cercare di evitare danni da fitopatie. E quest'anno comunque li hanno dovuti affrontare tutti i problemi. Dopo fortunatamente il mese di agosto è stato buono, la vendemmia c'è stato un ritardo di quei 15 giorni, la vendemmia è iniziata ai primi di settembre e si è conclusa in pianura questi giorni qua con gli ultimi rossi. Diciamo che ci ha favorito il momento della raccolta perché non pioveva e ci ha permesso comunque di operare con sicurezza, perché abbiamo operato in sicurezza, perché anche quando piove, soprattutto anche in collina, è difficile poter comunque fare un percorso con i trattori o con il trasporto di mezzi in sicurezza. Ci ha permesso di fare una buona vendemmia. Giustamente, per fortuna, la meccanizzazione in pianura ci sta favorendo, dove che oggi le meccaniche, lavorando comunque con conoscenza, con capacità, queste macchine riescono a portarti a casa un prodotto che sia sano e integro, evitando comunque ammostamenti, evitando comunque danni alle strutture, però mi riferisco a macchine che viaggiano intorno ai 2,5 km all'ora, fanno una battitura leggera, a bassa intensità, cioè bisogna lavorare con mille precauzioni, certo. però con conoscenza, con capacità e soprattutto con macchine innovative. Senta, due cose volevo chiederle, perché lei ha citato l'acqua, ma c'è stata la grandine di luglio che ha picchiato duro, purtroppo. Alla fine dei conti ha pesato molto? Diciamo che ha pesato parecchio perché c'è stata una grandinata non solo grande, ma c'è stata anche la tromba d'aria. Sì. Mi riferisco al 12-13 di luglio e al 24-25. I danni comuni danneggiati sono stati parecchi a Treviso, tant'è vero che come Consorzio di Difesa andremo a indennizzare quest'anno, che forse è la prima volta che indennizziamo un valore così elevato, circa 100 milioni di euro. Però. Fortunatamente diciamo che la grandine c'è stata e dove c'è stata intensamente ha creato danni anche elevati, ma mi riferisco anche a porzioni di territorio o di aziende, dove magari in altre aree dove ha grandinato meno oppure non ha grandinato, fortunatamente il prodotto, la quantità è rimasta tale e quale, praticamente i 180-200 quintali ettaro, diciamo sul prosecco, li portiamo a casa. Allora quei quintali in più, magari dalla parte dove non ci sono stati danni, vanno a ripinguare. C'è stata una mutualità, chiamiamola così. Una compensazione, insomma, il territorio si aiuta, si riequilibra bene. Ci sarà una riduzione del prodotto che è intorno al 10%, però fortunatamente il più va a compensare il meno. Ecco, questa è anche l'agricoltura, insomma. Certo, ci diceva l'altro giorno Bottega, che si occupa invece di grappe, che c'è stata una annata forse appunto di minore quantità ma di ottima qualità comunque. Che vino uscirà da questa vendemmia 2023? Ma un agricoltore comunque la prima cosa che dice il vino è sempre ottimo. È come andare all'oste a chiedere se il vino che le offri al banco non sia buono. No, chiaramente è stata diciamo, gli ultimi mesi, gli ultimi agosto e settembre sono stati ottimi. E la nostra preoccupazione nell'avere un prodotto che non fosse buono è comunque diciamo che ci ha pagato il fatto che il prodotto è ottimo. E ha recuperato parecchio, ecco, sia come gradazione ma sia anche come parte equilibrata, mi riferisco gradazione e parte anche dell'acidità del prodotto. Chiaramente sulle uve grandinate non possiamo pensare che abbiano la stessa qualità delle uve non grandinate, però diciamo non possiamo lamentarci. Questo è già buono, perché a luglio sembrava veramente un disastro. Mi ricordo le immagini dal quartiere del Piave, piuttosto che è stato veramente un macello. Allora, andiamo a parlare invece dell'altro nodo problematico, i lavoratori che vendemmiano e che sono nelle nostre campagne. Allora chiederei alla regia per cortesia di farci vedere prima il servizio sui 10 lavoratori completamente irregolari che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza
a vendemmiare sulle colline del Cartizze, che è zona di assoluta eccellenza, naturalmente patrimonio dell'umanità. Vediamo. Ancora blitz, ancora 10 braccianti irregolari, questa volta scoperti tra le vigne collinari del Cartizze in Val Dobbiadene. Una vendemmia che quest'anno nella Marca sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora, puntando l'attenzione su un tema sempre più spinoso: dormitori abusivi, manodopera sfruttata, ma soprattutto illecita. Una mappatura, quella del lavoro sommerso nella Marca, che le forze dell'ordine stanno ridisegnando a colpi di blitz, da San Polo di Piave a Maser, da Maserada a Nerbon di San Biagio, dove poche ore fa 6 agenti della polizia locale hanno individuato 26 tra pakistani, afghani e indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione di via Gorizia, alcuni di loro braccianti non in regola, altri clandestini. E questa volta a finire nel mirino della Guardia di Finanza, in particolare delle Fiamme Gialle di Conegliano, un'azienda nelle colline del Cartizze destinata alla produzione del rinomato prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore. Scoperti 10 lavoratori irregolari. I lavoratori che abbiamo individuato sono di cittadini italiani che diciamo residenti nella zona di Treviso hanno prestato insomma la loro manodopera, prevalentemente quella della raccolta a mano, che nelle zone collinari insomma dell'area Conegliano Valdobbiadene è la raccolta prevalente per le uve insomma da vino. Nessun contratto per i 10 braccianti, risultati completamente irregolari. Nei guai il titolare dell'azienda ha segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sono state effettuate le previste comunicazioni all'Ufficio Territoriale del Lavoro per le eventuali determinazioni sulla sospensione eventualmente dell'attività dell'azienda, circostanza per la quale possono essere previste sanzioni anche oltre i 15.000 euro. Ecco, questa dunque l'operazione della Guardia di Finanza a Valdobbiadene. Allora, un primo commento, poi le faccio sentire, Nadal, anche quelle che sono state le reazioni sia dal mondo delle categorie che del sindacato rispetto a questa vicenda, e poi ha visto le immagini di questi dormitori che sono stati scoperti in questi giorni tra Maserada sul Piave e qui vicino a noi a Nerbon di San Biagio di Callalta, in cui tanti lavoratori pur regolari dormivano in condizioni indecenti. Su questo la prima cosa che mi viene in mente è sui voucher. Ecco, io dico che i voucher erano uno strumento pratico, snello, semplice, apprezzato sia dall'agricoltore sia anche da chi lo utilizzava il voucher. E mi riferisco ai pensionati, mi riferisco alle casalinghe, mi riferisco ai studenti. Purtroppo non so, ma come sempre questi strumenti quando funzionano li togliamo. Oggi i pensionati non vengono più a un'azienda, anch'io fortunatamente noi lavoriamo con le macchine, però quando ho fatto vedere chiaramente la zona del Cartizze dove non è trattorabile deve lavorare manualmente. E purtroppo anche noi agricoltori ci sentiamo vittime di questo caporalato che condanniamo in primis, siamo i primi a condannare il caporalato. È chiaro che se i voucher venissero ripristinati sarebbe anche una forma di riduzione di una forma del caporalato. Sappiate che ci sono dei pensionati, delle casalinghe, che la vendemmia è un lavoro che è saltuario, è occasionale, dura 15 giorni, dura 20 giorni. Sarebbero disponibili a venire a fare quei 15-20 giorni in azienda, anche perché portano a casa qualcosa che non rientra comunque nell'economia della famiglia, però comunque quei 500.000 euro che si porta a casa, magari la nonna che va a acquistare libri per i studenti, per i nipoti, o fa un regalo o fa qualcos'altro. Cioè sono quei soldi che comunque qualcosa in più. O con le pensioni che ci sono se li tiene, posso dire. Sì, se li tiene, bravo. È qualcosa che dà comunque un contributo e dà una mano al mondo dell'agricoltura, perché abbiamo tutta gente preparata, tutta gente che conosce il territorio, parliamo di sicurezza, parliamo di persone che conoscono, perciò sanno come lavorare. Questi pensionati, quando gli dici vieni a darmi una mano in azienda, loro ti dicono ma se mi fai il contratto di lavoro io sto a casa, sto lì, mi curo il mio
orto, perché così succede. Allora cerchiamo di impegnarci a ripristinare uno strumento che funzionava e andava bene. Io parlo del settore dell'agricoltura, ma potrà essere utilizzato anche negli altri settori dove comunque i lavori sono momentanei, ecco così. Quindi questo è l'appello che lei lancia, ripristinare i voucher. Ripristiniamo i voucher, perché era una forma, innanzitutto riduciamo il caporalato, diamo la possibilità alle persone che vivono nel territorio dare un contributo, perché ci conosciamo tutti, per cercare di dare un sostegno alla vendemmia che magari dove la meccanica non può lavorare, e lavorano con la sicurezza, con anche un rapporto di amicizia, era un rapporto di continuità di lavoro. I pensionati aspettavano la vendemmia, le casalinghe l'aspettavano la vendemmia, perché era una forma di... Niente, abbiamo creato questa forma di lavoro con questi contratti di lavoro dove comunque si può fare, ma loro dicono ma no, io sto a casa, e ci affidiamo a chi? Ci affidiamo delle cooperative. Le paghiamo come tali, perché oggi i lavoratori in regola costano i 15-16 euro all'ora, perché questi sono i numeri, e vengono pagate. Noi purtroppo ci sentiamo anche vittime, perché quando abbiamo questo personale in azienda siamo sicuri se sono in regola o non se sono in regola. Non siamo mica noi i controllori del personale che viene dentro, noi lo chiediamo che siano tutti a posto e paghiamo come tali. Lavoriamo anche con il timore che magari avere del personale all'interno dell'azienda che non sia in regola e di essere anche controllati. Allora cerchiamo di fare in modo di creare uno strumento che tuteli sia chi lavora e sia comunque l'imprenditore che non ha problemi. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, vero, in regia, e dopo le faccio sentire anche quello che è il commento piuttosto duro delle categorie dei sindacati, anche del presidente di Unioncamere Mario Pozza. Di nuovo in studio, in diretta con Valerio Nadal, che è presidente di Condifesa Treviso. Stiamo parlando di sfruttamento purtroppo sul lavoro, ma anche di quelli che potrebbero essere gli strumenti che le aziende agricole chiedono per evitare situazioni di degrado e di irregolarità come quelle che si sono viste purtroppo nei vigneti e nei dormitori per braccianti in questi giorni. Allora Valerio, andiamo a sentire quella che è stata la dura presa di posizione della UIL dopo la scoperta appunto non solo dei lavoratori in nero ma anche di questi dormitori davvero fatiscenti, e anche del presidente di Unioncamere Mario Pozza. Siamo alla follia pura, persone costrette a lavorare senza contratti, senza norme di sicurezza, alloggiate in case fatiscenti. Se non lo avessimo letto faremo anche fatica a crederci, sembra di tornare nell'800 quando vigeva la schiavitù negli Stati Uniti. Gianluca Fraioli, coordinatore UIL Treviso, insieme a Giuseppe Bozzini, segretario regionale UILA, intervengono così dopo le ultime operazioni delle forze dell'ordine di questi giorni nella Marca. Lavoratori, soprattutto stranieri, regolari e no, impiegati in agricoltura e, come scoperto a Maserata e San Biagio di Callalta, trovati poi a vivere in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Per il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza è necessaria una seria riflessione sul tema dell'accoglienza dei lavoratori stranieri, di cui il mondo economico ha sempre più bisogno. Ci devono essere più controlli, ci deve anche essere una coscienza da parte degli imprenditori e questo è un problema di cultura, è un problema che bisogna affrontare, perché anche con il calo demografico avremo sempre più bisogno di manodopera straniera, non di italiani, e l'accoglienza è fondamentale per instaurare un rapporto che non porti a tensioni sociali come sta succedendo in Francia con le Bélier e come potrebbe succedere anche qui da noi. Declinare in chiave politica quella che è stata la carta vincente dell'imprenditoria veneta è per il presidente Pozza la strada da percorrere per evitare pericolose tensioni sociali. Il successo del nostro territorio da cosa è stato dato? Dal rapporto tra l'imprenditore e i suoi collaboratori, ed è stato fondamentale questo. Su scala nazionale bisogna tradurre questo come istituzioni, aiutando ovviamente il mondo dell'impresa, favorendo l'inserimento. Intanto i sindacati chiedono con urgenza un tavolo con i comuni, con la prefettura e le organizzazioni datoriali di categoria per fare il punto su questa drammatica situazione e comprendere insieme, concludono UIL e UILA, quali possano essere ulteriori strumenti utili da adottare in provincia di Treviso. Ecco, questi dunque le reazioni. Nadal, cosa ne pensa? Ma io, la prima cosa che mi viene in mente, come diceva giustamente Pozza, è la coscienza. Cioè oggi un dipendente è un nostro collaboratore, chiaramente non possiamo ospitarli in quella forma inumana
perché lì è una cosa è fatiscente, è una cosa di degrado. Chiaramente abbiamo bisogno di manovalanza, però cerchiamo comunque nel rispetto e nella coscienza anche umana di ospitarli in una forma che sia dignitosa. Ecco, allora, anche perché se il nostro lavoratore cerchiamo comunque di sostenerlo all'interno di una struttura che sia adeguata, è chiaro che più dai e più ricevi, insomma questa è la verità. E allora io penso e sono convinto che gli imprenditori comunque stanno investendo su questo, perché chi utilizza appunto questa manovalanza, a parte anche straniera, la prima cosa prima di assumerli pensa dove li metterò queste persone. Ecco, cerca comunque di creargli queste strutture che siano adeguate. Chiaramente ci sono anche delle persone che li sfruttano, ecco. Questo è condannabile, questa è la cooperativa che deve essere condannata, perché lì esiste il caporalato, esiste lo sfruttamento e esistono queste strutture che sono fatiscenti ed inadeguate. Ecco, però dice la responsabilità non è diretta dei produttori che poi si affidano a queste strutture per avere lavoratori. Allora, Valerio Nadal, presidente di Condifesa Treviso, grazie per essere stato nostro ospite e per aver messo la faccia anche rispetto a temi che sono spinosi, ma d'altro canto voi non vi siete mai tirati indietro anche dall'affrontare a viso aperto, no, queste vicende. Grazie e buon lavoro. Allora, io chiederei alla regia invece di mandare in onda adesso la proposta che ha avanzato l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che dice: visto che in Veneto continua a calare l'offerta di operai e personale specializzato, ha spiegato che la Regione ha avviato un'iniziativa per far tornare nel territorio i discendenti dei nostri emigranti nel mondo. Una risposta alla mancanza di forza lavoro in Veneto potrebbe arrivare dai luoghi della nostra emigrazione. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'assessore regionale Elena Donazzan durante la visita ad una delle tante aziende in cerca di operai. Il tema del personale è diffuso in tutti i settori. Abbiamo in mente un progetto di poter richiamare gli italiani nel mondo, i veneti nel mondo, in patria e offrire loro posti di lavoro e formazione. L'offerta è rivolta ai figli e ai nipoti dei nostri migranti attraverso degli sportelli virtuali dedicati in tutte le nazioni dove sono presenti i veneti nel mondo. Ad occuparsene sarà la struttura regionale Veneto Lavoro, che incrocerà le competenze offerte dagli aderenti all'offerta tra i 5 milioni di oriundi veneti con le richieste delle aziende, promuovendo anche possibili corsi di formazione e aggiornamento. Lo faccio attraverso la consulta che in queste ore, la consulta dei veneti nel mondo, che in queste ore sta lavorando a degli approfondimenti. Assessore attivo anche su un altro fronte dell'occupazione in Veneto, quello dell'inserimento lavorativo degli immigrati attualmente nei centri di accoglienza. Donazzan che approva l'iniziativa del sindaco di Treviso Mario Conte per un ufficio di collocamento all'interno dell'ex caserme Serena, ma solo per chi ha i titoli per restare in Italia. Si stringono le maglie. Chi non ha diritto di stare qui deve essere rimpatriato. Per chi ha diritto di stare qui vediamo che bilancio di competenze, sanno fare qualche cosa nella vita, hanno fatto qualche lavoro che è spendibile anche qui. Allora in questo senso anche lavorare con la Regione del Veneto e con il nostro bilancio delle competenze può essere interessante. Quindi tema del lavoro e tema soprattutto della disponibilità di personale in primo piano, ma c'è anche questa tragedia purtroppo sul lavoro in una cava di Spresiano che vi stiamo raccontando da quando è partita la nostra diretta di oggi. Allora siamo in grado di mostrarvi la foto della vittima purtroppo di questo ennesimo dramma sul lavoro, Andrea Toffoli, 48 anni, di Arcade, lo vediamo in una foto con la moglie in un momento chiaramente di serenità. La coppia, ci raccontava Cristian Arboita, ha 2 figli. Questa immagine si riferisce a un momento naturalmente in cui nulla poteva far presagire quello che è capitato oggi. Allora andiamo al presidente di Confindustria Veneto Est, Destro, che ha parlato di quello che è l'autunno ormai iniziato per quanto riguarda il fronte delle imprese ai nostri colleghi di Padova. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero frenare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Centro spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria.
È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. Come ricordava, i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, un Industry 5.0 che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta. E poi ci sono le famiglie perché torna il caro bolletta, con l'energia elettrica che aumenterà del 18,6% nei prossimi 3 mesi, verso il rialzo anche il gas. Martedì prossimo saranno svelate anche in questo settore le nuove tariffe. Abbiamo chiesto, la nostra Sharon Di Carlo ha chiesto ai trevigiani cosa pensano di questi ennesimi rincari annunciati. Sarà dura soprattutto quello che hanno le famiglie. Alle porte mesi duri non solo per le famiglie ma per tutte le tasche degli italiani. Dopo il caro libri, spese e caro benzina, ecco che le bollette tornano a far paura. Nei prossimi 3 mesi infatti, come dichiarato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, il conto della luce salirà del 18,6%, mentre per le tariffe del gas, quasi sicuramente in impennata, si dovrà attendere il 3 ottobre. Io penso che è tutto un ladrocinio, che ne approfittano del popolo, di quelli che lavorano. Speriamo che prima o poi qualcosa cambia, perché cosa dobbiamo fare? Per il momento i rincari vengono e noi paghiamo e aspettiamo che qualcosa si muove. Beh, bel problema, purtroppo adesso bisognerà organizzarsi, vedere un po' anche in internet quali saranno le aziende più convenienti, anche se ho visto che più o meno siamo tutti là. Fatica, perché guadagno non aumenta ma pagamento sempre aumenta. Penso che è un grave problema soprattutto per chi ha stipendi fissi e quindi non può aumentare in qualche modo le entrate. E naturalmente poi si ripercuoterà anche su tutti gli altri consumi, perché tutti consumano di più e tutti rincarano. Gli unici che non possono rincarare i nostri introiti siamo noi a stipendio fisso. È un grave problema. Stipendi che rimangono fissi, spese in continuo aumento e come in ogni era del caro, ormai all'ordine del giorno, la soluzione sembra essere quella della rinuncia. Si rinuncia anche, secondo me, anche per spostarsi, anche con la macchina magari, o anche semplicemente anche sul mangiare, si cerca di mangiare un po' meno, secondo me. Alle ferie nessuno rinuncia, per cui dico di no, qualche vestito magari. Tanti magari rinunciano magari alla domenica andare fuori magari con la famiglia, magari andare a mangiare una pizza o magari anche altre piccole cose che magari una volta si faceva abbastanza bene, però adesso come al solito si deve tirare la cinghia, ecco, purtroppo. E per dare una mano di fronte a tutti questi rincari, la Federazione Italiana dei Panificatori, quindi quelli che sono all'origine di un bene primario come il pane, hanno lanciato un patto anti-inflazione bloccando il prezzo per 2 tipologie di prodotto. L'hanno definito il patto anti-inflazione per garantire la presenza sulle tavole dell'alimento più comune della nostra cucina, il pane. Anche i panifici padovani hanno aderito alla campagna nazionale di Federpanificatori che blocca il prezzo per almeno 2 tipologie di pane fresco dal 1° di ottobre al 31 dicembre. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa visto che il governo sta parlando di tenere fermi i prezzi fino al 31 di dicembre dei prodotti alimentari. Noi vogliamo collaborare nel nostro piccolo aiutando le famiglie e dando una certezza sul costo del pane. Fino al 31 di dicembre rimarrà bloccato per 3 mesi 2 tipologie di pane minimo di pane fresco
per aiutare i consumatori. Nonostante i costi delle materie prime e i rincari annunciati del più 18,6% sulle bollette della corrente elettrica, i panificatori intendono dare un segnale di vicinanza ai consumatori. È un impegno non indifferente, solo pensando che dal 1° di ottobre l'energia elettrica aumenterà del 18%, però abbiamo deciso di stringere i denti, collaborare anche noi perché le famiglie possano arrivare più adeguatamente a fine mese. I panificatori che aderiranno a questa iniziativa attaccheranno le locandine nelle vetrine dei loro negozi per avvisare i clienti. Altro strumento che per il governo può essere utile è quello dei condoni fiscali ed edilizi. Un'analisi del centro studi della CGA degli artigiani di Mestre però fa presente come anche in Veneto 50 anni di condoni fiscali siano stati in realtà un flop. È la news di oggi diffusa da Paolo Zabeo, che è il referente del centro studi, e che andiamo a sentire nel contributo che ha appunto inviato. Vediamo. Nel Veneto l'evasione fiscale e l'abusivismo edilizio sono contenute e nonostante i condoni siano molto discutibili da un punto di vista etico, la loro introduzione, così come suggerito nei giorni scorsi da alcuni leader della maggioranza di governo, non darebbe nemmeno alcun contributo importante alle casse dello Stato. Pertanto, per tagliare le tasse e lasciare più soldi in tasca a famiglie e imprese senza scassare i conti pubblici, c'è solo una cosa da fare: tagliare la spesa pubblica improduttiva, misura quest'ultima che, sebbene sia prevista nella prossima legge di bilancio, però parrebbe avere una dimensione economica del tutto insufficiente. Così dunque Zabeo del centro studi della CGA. Ma i fronti in cui le famiglie necessitano di aiuti sono davvero tanti, anche dal punto di vista sociale. Parliamo di caregiver familiari, vale a dire quelle persone che si incaricano in famiglia di seguire un paziente, un parente non autosufficiente per motivi di salute piuttosto che disabilità. Allora ieri c'è stata una tappa trevigiana dell'onorevole di Azione Valentina Grippo, che insieme al consigliere comunale di Azione, stiamo parlando di Treviso, Nicolò Rocco, ha fatto il punto su quelli che sono appunto i riconoscimenti dei diritti dei caregiver in Italia a un anno circa dall'interrogazione urgente che aveva presentato proprio sulle tutele per questa categoria. Tra l'altro facendo presente che nella città di Treviso sono circa 5.000 le persone non autosufficienti, dato naturalmente destinato a aumentare con l'età che avanza della popolazione, e quindi hanno bisogno di essere seguiti. Sentiamo prima Nicolò Rocco e poi Valentina Grippo. A Treviso già oggi ci sono 5.000 persone non autosufficienti. Se pensiamo per esempio alle persone anziane, in 1.500 aspettano che si liberi un posto in casa di riposo. Questo significa che tanti uomini, tante donne devono a livello familiare prendersi cura di un loro parente. Quando si parla di non autosufficienza parliamo di un insieme di persone molto ampio. Quello che noi speriamo e vogliamo che Azione si impegni a fare è che ci sia una legge che riconosce il caregiver familiare e che mette delle risorse per sostenere chi nella propria famiglia si occupa di un suo parente. Ma allo stesso tempo anche a livello territoriale, penso alla città di Treviso, vogliamo che si istituisca un centro unico, uno sportello unico sociosanitario a cui le persone possano rivolgersi per fare in modo che vengano riconosciuti i loro diritti. Non è possibile che ci siano 6, 7, 8 enti diversi a cui rivolgersi quando si ha una persona in condizioni di fragilità. Non devono essere le persone fragili a dover cercare i servizi, ma devono essere i servizi ad andare dalle persone fragili. Ci sono 3 milioni di persone in Italia, almeno 3 milioni, che ogni giorno si dedicano a una persona fragile, una persona con disabilità, un adolescente con un disturbo, un anziano, una persona in sedia a rotelle, e lo fanno per amore, perché non hanno alternative, perché sono convinte di farlo, ma non lo fanno gratuitamente. È uno sforzo importante quello di occuparsi di un familiare, che comporta dei costi economici, dei costi fisici, degli sforzi. Noi abbiamo da subito fatto un'interrogazione al governo dicendo di trovare un modo per tutelare e proteggere queste persone. Abbiamo con Azione depositato una legge con la
tavole, diciamo che queste persone devono ricevere risorse, devono ricevere dei soldi, perché quello è un servizio pubblico che svolgono e che non svolge il pubblico al posto loro, ma contemporaneamente devono ricevere formazione, devono ricevere diritti, devono ricevere supporto psicologico, devono soprattutto ricevere riconoscimento sociale. Così dunque i due esponenti di azione rispetto ai caregiver familiari. Ieri, vi ricordo invece, l'abbiamo trattato in diverse province naturalmente del Veneto, è stata la festa della Polizia di Stato che ha celebrato il suo santo patrono San Michele Arcangelo. Le immagini che vedete si riferiscono alle celebrazioni della Polizia di Stato di Treviso, iniziate prima con la deposizione di una corona davanti alla lapide commemorativa dei caduti in questura, quindi la messa in Duomo celebrata dal vescovo Monsignor Michele Tomasi di fronte alle varie autorità. Infine a Palazzo Bomben, ospite della Fondazione Benetton, vedete il questore Manuela De Bernardin che si rivolge agli operatori della polizia appunto in questa importante festa del patrono per gli uomini in divisa. Ora invece il caso che fa discutere del venetista Michele Favero, che è stato condannato a risarcire gli eredi niente meno che del generale Luigi Cadorna per gli insulti social, così sono stati ritenuti, che ha rivolto proprio a Cadorna. Insulti sui social contro Luigi Cadorna, il generale è passato alla storia per la sanguinosa disfatta di Caporetto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, è stato condannato a risarcire il nipote. Il venetista si era opposto in appello alla condanna del Tribunale di Padova emessa nell'agosto del 2022 che gli imponeva un risarcimento di 10.000 euro a Carlo Cadorna. La Corte d'Appello di Venezia però ha rigettato la sua richiesta, affermando che la critica storica nulla ha a che vedere con il dileggio che nella fattispecie era avvenuto utilizzando epiteti di animali o di figure criminali. Purtroppo è stato rigettato, dico che sono rimasto esterrefatto perché non ho altri termini per descrivere questa cosa qui. Tenete conto che per quanto riguarda invece l'aspetto penale io sono stato assolto sia dai giudici di Padova che da quelli della Corte d'Appello di Venezia. Allora non si capisce perché per lo stesso capo di imputazione debba essere dichiarato colpevole di questo. Il nipote di Cadorna aveva deciso di denunciare Favero in sede civile per diffamazione aggravata continuata. Oltre al pagamento di 10.000 euro, Favero è stato condannato anche a cancellare il post con le offese. Vado avanti, non mi piego e rimango convinto di quello che ho detto, perché io penso sempre a quelle mamme di quasi bambini, perché a 17 anni non si è ancora uomini, che sono stati portati via da casa e sono stati uccisi con la decimazione, cioè con l'estrazione a sorte di un soldato ogni 10 in caso di insubordinazione. Oppure, signora, suo figlio è stato estratto a sorte per volere di Dio, no? Come dicevano gli ufficiali su ordine di Cadorna. È stato estratto a sorte, pertanto lo abbiamo ammazzato e poi l'abbiamo gettato in un dirupo, come è avvenuto ad esempio per Asiago, nella brigata Catanzaro, dove è diventato poi questa fossa, diciamo, di ragazzi di 17 anni, è diventata anche una discarica. Ecco, ma che terminologie dovrei usare io per definire chi ha fatto questo dei ragazzi di 17 anni? E devo essere condannato per avere detto questo? Ebbene, condannatemi, non so che dire. Io rifarei tutto. Noi siamo in chiusura, ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia. Vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, quindi il film di oggi Simbad il marinaio di Richard Wallace con Douglas Fairbanks Jr., Maureen O'Hara e Anthony Quinn. L'invincibile marinaio Simbad si imbarca in un viaggio attraverso i 7 mari per trovare le ricchezze perdute di Alessandro Magno, quindi avventura nei mari. Grazie a tutti per essere stati con noi, appuntamento ai telegiornali di questa sera, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.
Bentrovati al Meteo. Il weekend che segna la fine di settembre e l'inizio di ottobre sarà caratterizzato dal bel tempo e da un clima tardo estivo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, tanto sole come vediamo, il cielo sarà sereno sulla pianura, poco parzialmente nuvoloso sui monti. Temperature oltre la norma stagionale, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia in montagna non è esclusa localmente una nuvolosità più consistente. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.